Adesso parliamo con un ospite che ci ha raggiunto in studio, un ospite fisso di Telepordenone. Abbiamo il piacere di avere con noi Raffaele Padrone del sindacato FSP di Polizia di Stato. Buonasera Padrone e ben trovato. Buonasera a voi, buonasera direttore. Parliamo di un incontro che c'è stato in settimana, organizzato dalla Polizia di Stato di Pordenone, che ha incontrato gli studenti dell'Istituto Don Bosco di Pordenone per parlare di un tema che ovviamente riguarda i giovani di tutta la regione, non solo italiani. Parliamo di cyberbullismo e bullismo, un tema molto caldo ormai e sempre più, che coinvolge sempre più giovani. Beh sì, questo sono degli accordi di protocollo con ovviamente il Ministero dell'Istruzione e le forze di polizia, in questo caso la Polizia di Stato, che tra le sue specialità ha anche l'ufficio minori, quindi tutti i reati commessi da minori vengono conglobati in questi uffici. Quando poi parliamo di bullismo e cyberbullismo capiamo bene che tocchiamo una fascia di età che va dagli 11 ai 15 anni. Purtroppo lei ha detto in tutto il territorio italiano, sì, abbiamo visto anche ultimamente, no? L'altro giorno c'è questa ipotesi di ragazzino che insomma si sia suicidato per aver emulato e comunque essere stato sottoposto a qualche gioco pericoloso su internet e questo è una cosa gravissima, perché purtroppo oggi i giovani sono abituati a lavorare più con i computer e quindi girare in internet tranquillamente senza magari un controllo da parte dei genitori, e questi potrebbero essere i risultati. La Polizia di Stato ovviamente, che ripeto, per questo protocollo, ma con la specialità della Polizia delle Telecomunicazioni, che segue da anni questa tipologia di minacce, perché poi di minacce si tratta sul sito, su internet, va nelle scuole a spiegare ai ragazzi quali sono i pericoli, proprio digitando alcune situazioni, alcuni siti, e ritrovarsi poi in queste situazioni. Parliamo di situazioni di bullismo che chiaramente, laddove in una scuola, in questo caso gli insegnanti o il direttore della scuola, il dirigente scolastico ne viene a conoscenza, ha il dovere, ma è una condizione del codice penale, non solo civile, di segnalare questi eventuali episodi. Però, come diceva lei all'inizio, è in premessa in tutto il territorio italiano. Purtroppo le dirò che da studi appunto della polizia postale, che segue questa tipologia di reato, il Nord-Est ha purtroppo il privilegio di essere, ahimè, la prima regione e zona d'Italia con circa il 24% di questa tipologia di reato. Poi è seguita dalla Lombardia e quindi dall'ovest del nord Italia, dove, ripeto, il cyberbullismo è più attivo, e, con il 24,5% dicevamo il nord-est ha questa brutta escalation di casi, ma soprattutto è la zona dove questo reato, ripeto, si manifesta più di altri. Uno dei punti su cui si batte molto è cercare di convincere o comunque far capire ai ragazzi che bisogna denunciare queste cose. Uno dei problemi è anche È uno dei spesso problemi, che i perché ragazzi si chiudono in se stessi e di fronte a minacce o appunto episodi di bullismo e cyberbullismo poi non riescono a trovare la forza per esternare e portare alla luce questi fatti. sì, ma come dicevo, non è solo tra i giovani, il problema è che i ragazzi oggi non hanno neanche più il colloquio con i genitori, per tantissimi motivi, insomma, no? Vediamo che una volta i genitori, il papà andava a lavorare, la mamma stava a casa. Oggi entrambi i genitori sono costretti, sappiamo benissimo, laddove è possibile, comunque sono costretti a lavorare. Quindi questi ragazzi vengono un po' lasciati a se stessi, e nel loro carattere qualcuno di questi potrebbe eccedere in queste situazioni. È lì il problema. Poi emulare determinati personaggi comporta questo, comporta essere
più bravo di un'altra persona, più bravo di un altro amico, e cadiamo in questa situazione. Cioè è una vera minaccia quella di Internet. Internet è molto bello, lo dico sempre, però bisogna essere capaci di utilizzarlo. A quell'età, se partiamo da 11 a 15 anni e vediamo che le percentuali da 17 al 9% dei ragazzi oppure sono minacciati da questo cyberbullismo, credo che dovremmo fare un po' un esame di coscienza genitori e controllare molto, molto di più i nostri ragazzi, perché parliamo veramente 11, 9 e 21% di ragazzi colpiti da questa situazione, ahimè, sono dati allarmanti, questo sì. Adesso una domanda velocissima anche sui confini, sui controlli ai confini della regione Friuli Venezia Giulia con Austria, Slovenia per la sospensione di Schengen che continuano. Una scelta secondo lei che era inevitabile, e come stanno andando questa situazione? Io leggo anche che la polizia lamenta che forse questa operazione, che probabilmente è necessaria, ma dovevano esserci più personale, impiegare più forze. Ma io proprio da questi teleschermi, quando è iniziata la riapertura e l'inserimento dei controlli per Schengen, dissi che i controlli, se dovevano durare una settimana, non avrebbero portato certo a grossi risultati. Dissi anche che successivamente che in una decina di giorni erano stati fatti quelle espulsioni, un numero tale che in un anno non si sono potuti verificare e effettuare, perché nessuno dall'altra parte voleva indietro queste persone che entrano nel nostro territorio privi di documenti. E quindi ben vengano questi controlli. Purtroppo è vero, reinserendo Schengen reinseriamo un controllo che era stato eliminato, per l'amor di Dio. C'era anche la paura, il terrore che questi controlli potessero rallentare il traffico, sicuramente rallentare l'ingresso di chi giornalmente fa quella strada e attraversa il confine e viceversa, andata e ritorno, ma se vogliamo, ripeto, se vogliamo i controlli dobbiamo ristabilire quella situazione. È un momento di emergenza. Io dissi proprio, convinto di quello che dicevo, mi è stata data ragione, anche il Ministro dell'Interno dice, continuando queste attività potremo solo così evitare che nel nostro territorio, perché ormai siamo oltre 320.000, eravamo a 160.000 a un mese scorso, siamo oltre 320.000 ingressi, tra virgolette, di persone che non possono entrare se non hanno i documenti in regola, perché non si può più parlare di clandestini. E allora 320.000, dissi quella volta 160, se uno che ha girato mezza Italia è stato trovato a Bruxelles, ma che era entrato nel nostro territorio 2011, torno a ripetere, meglio fare i controlli e cercare di fermare queste cellule impazzite. Grazie a Raffaele Padrone per il suo intervento e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Adesso un piccolo break per la pubblicità, ma non cambiate canale e torniamo tra pochissimo con il resto delle notizie.